Una meningite fulminante si è portata via una 27enne di origine polacca arrivata a Mestre con alcuni amici per visitare Venezia. Ricoverata nell'ospedale di Dolo si è spenta ieri. Immediate le procedure di profilassi messe in campo dall'Ulstre e in contatto con la prefettura avviata anche l'indagine epidemiologica per risalire a eventuali contatti stretti avuti dalla ragazza negli ultimi giorni. Da prima, cioè che i sintomi si aggravassero al punto da richiedere il ricovero. Il medico che è incaricato dell'indagine epidemiologica a questo punto ricerca i contatti e qui diciamo la diversità del caso è che non trattandosi di una persona locale o di qualcuno stanziale nel veneziano o comunque all'interno insomma, della Ustre, ma di una persona arrivata dalla Polonia, tutta la ricerca diventa molto più complessa, tra l'altro era da sola, quindi non c'era neanche qualcuno che poteva raccontarci, è stata male, quindi non era in grado di rispondere, poi è mancata purtroppo, quindi la ricostruzione è un'indagine a tutti gli effetti. Riuscendo a risalire all'hotel di Mestre dove alloggiava e alcune persone che hanno avuto a che fare con lei, sia in albergo che all'ospedale per ricevere la profilassi antibiotica. In questi giorni poi seguirà la chiamata attiva per la vaccinazione di questi contatti, perché l'obiettivo appunto è, soprattutto nelle prime 24-48 ore, verificare che non ci siano casi secondari o coprimari e bonificare tutte queste persone che sono a contatto perché potrebbero essere loro quelle che l'hanno trasmessa. Ecco, nello specifico il lavoro che stiamo ancora conducendo in queste ore è quello di verifica dei momenti precedenti all'arrivo all'albergo